una mica de ràpid. L'any passat del que parlàvem és que hi havia una situació de bloqueig en el que hi havia presentat una resolució 44 i aquesta resolució amb una comissió que s'havia creat al Parlament d'experts legals per tirar endavant el que és una legislació sobre el referèndum d'autodeterminació del país del Bennett s'ha aturat i estava parat, no? I ara amb aquesta conferència avançarem què és el que ha passat des d'aquell punt. La independència possible, de fet, aquest títol l'hem elegit perquè l'equip, perquè el 1996 es va fer una conferència organitzada per la Federació Nacional d'Estudiants Catalans a la UB, a la universitat, que justament vam convidar a l'Angus Robertson, l'escocès que avui en dia és qui porta tot el que és les negociacions de seguretat amb els Estats Units, el tema de l'OTAN i del Trident, etc. I justament quan va venir el 96 els escocesos van elegir com a títol Escòcia la independència possible. I com que vegem que possible totalment ho és, almenys de segur que l'autodeterminació, doncs hem pensat amb el Benetton, que sembla que nosaltres ja portem un any i mig anant avisant que serà una sorpresa el Benetton, doncs hem pensat que era molt adient per veure si d'aquesta manera tots seguim aquest camí. Però un altre motiu també molt important, i és que els catalans des que el 2009 comencem de manera sistemàtica aquesta col·laboració, aquesta feina internacional amb Escòcia, País Basc, Flandes, el que ens hem adonat és que com que la majoria d'ells van ser observadors internacionals de les consultes populars i van veure els convençuts, determinats, autoorganitzats que som el poble català, doncs moltes vegades quan érem convidats a fer conferències en aquests països ens trobàvem que ells deien clar, però és que sou catalans, nosaltres és que la nostra gent no ho veu possible. I això ens ha passat repetidament, inclús quan al principi amb Escòcia ens ho repetien a tot arreu. Fa 2 anys, quan vam començar a treballar en territori Benneti, també ens passava el mateix, que deien, és que no ho veiem, la gent no ho veu possible. I per tant, ara que els escocesos sí que ho veuen possible, ara que els flamencs han arrasat en les últimes eleccions tant federals com de Flandes, ara que el País Basc també té aquest braç polític fort, democràtic, pacífic, també està guanyant, ara que sembla que ja, doncs per fi ja el Bennett també és la independència possible. Bé, fet aquesta introducció, perquè evidentment amb tot el mosaic que tenim a Europa i tota la feina que fem des de l'ISEC i que aportem aquí a la UCE, podem estar parlant llargament sobre els processos d'autodeterminació que s'estan portant a terme. Avui doncs tenim 2 ponents que jo penso que són molt interessants en el sentit que des de l'any passat el que hem vist és aquest avançament legislatiu, parlamentari, oficial, polític i per altra banda també aquest avançament en la banda social. En la banda social i cívica, cultural, tenim com a representant, com a convidat a l'Alessandro Mozzellin, que tot i que el veieu jove, és un noi, és doctor en dret internacional i autodeterminació i és un dels fundadors de l'Acadèmia de la Bona Creança, que dintre de les preguntes que li farem tindrà l'oportunitat d'explicar el perquè de la importància d'aquesta acadèmia, i també és un noi que val a dir la importància de la UCE amb aquestes relacions internacionals, perquè permeteu-me que ahir va ser una altra d'aquestes trobades que els que venim a la UCE ens passen, que fa tanta il·lusió. És un noi que als 22 anys va escriure un llibre sobre, no em feu explicar perquè lingüística això ja sí que no, però sobre temes de sistemes, de fonètica. Vam tenir un sopar allò més interessant sobre aquest tema, però per què us ho vull dir? Perquè precisament a la UCE que s'havia d'imaginar aquest noi, que aquest llibre en què ell tenia aquesta persona tan admirada, que va ser el creador d'un sistema fonètic, que no és més que el senyor que tenien
el doctor catedràtic que tenia al costat, que és el Till Stigman, que està aquí, i la seva sorpresa quan va dir, però si sóc jo, qui? I per tant volia compartir això també amb vosaltres perquè entenguem, com sempre, la importància que té la UCE amb aquestes trobades que un noi del Bennett, un senyor alemà com és l'Stigman, se troben aquí i es coneixen. Per tant, també em serveix per introduir-lo perquè, com dic, a part de tot això, és un que als 22 anys ja va escriure un primer llibre amb tot aquest tema de la llengua. Per tant, amb l'Alessandro el que voldrem és que primer situï el tema més de context, per després passar a la part política concreta. En la part de context, pels catalans, el tema del Véneto és inclús una cosa molt nova, encara que l'any passat aquí a la UCE vam ser els primers a explicar-ho, ha sortit als diaris, però bé, és bo potser que ens expliqui el Véneto nació. El Véneto és una... O sigui, Véneto, Venècia, no? Perquè hi ha gent que... Sí, capital Venècia, però país, el Véneto. Nació, Alessandro, com va això? És una nació. Can I talk English? Sí, well, start with English. Bueno, sí, farem una cosa, perquè sempre tenim... Com que els pressupostos ja sabeu cada any com van, i amb el tema de la traducció simultània em sembla que potser tardarem bastant perquè sincerament és caríssim. Per tant, com que sempre tenim entre tots nosaltres un meitat, que us sembla si fem ell amb anglès pels que sabeu anglès i després ell ho farà amb Bennett pels que enteneu italià i jo igualment faré traduccions no literals però sí resums del que acaben de dir en català i així fem anglès i Bennett i potser tots contents, no? Perquè hi ha gent que sap anglès, hi ha gent que sap italià, llavors sempre tenim aquest problema, llavors millor fem... Igualment jo faré llavors una traducció ràpida del que acaba de dir. Us sembla? Vale, doncs ho fem així. So we do it as we plan in English. So, yeah. So you asked if we are a nation. Do we think we are a nation? Why you are... Yeah, the argument that you give. So we always say, "Somos una nación." We are a nation. Not because just we pretend to be, but also because there are historical and facts, there are empirical elements to say that we are a nation. And for example, our history is quite long. Our first city in the Veneto, the País Veneto, the first city founded was Padua, and it was founded 500 years before Rome. So when Veneti already were named Veneti by all the world of that period, and when Veneti were merchants, they traded with the north and with the south of Europe. Rome didn't even exist, for example. So we have this 3,000 years of continuous history. And then another point which we feel really to be proud of, because being a nation is also of being proud of what you are, what you could do in the past, and so to think what you could do in the future. That is to be a nation, is to have shared something and to still want to share something and build something in the future with the people you have around you. So we had the longest republic ever, the longest lasting republic, the Republic of Venice, which lasted for 1,100 years, continuously without civil wars. When we talk about Venetians, we say Venetians are not revolutionaries like the Parisians. We didn't need to have a revolution to take down the monarch because it was a republic. And in the period where the Venetian parliament was at its splendor, there were more than 3,000 people in this parliament. And the population was not the population that we have now, it is of 5 million. So it was highly represented, people were highly represented, and there were mechanisms to preserve the poor, to preserve, for example, children labor. And it was something of the 14th century. Not of these last 30, 40, 50 years,
but the first laws protecting, for example, labor and children, so reducing or protecting, for example, women laboring, or forbidding slavery, for example, they were before the year 1000. The first laws prohibiting slavery. So this is heritage for us. This is what to feel to be a nation. And another key point, which also is distinguishing for us, is the federal idea. Federal in the sense of participative. The Republic of Venice was not founded, not created with military expansions. It was created because the territories in the borders asked Venice to join this republic. This is the key difference with every other state of the period, and we are talking about the 15th century. In the Republic of Venice, there were people speaking Venetian, there were people speaking Germanic languages, people speaking Slavic languages, so from the Balkans. And so it was really maybe the first globalized republic, the first, the first trials of cosmopolitanism, and so it is completely different from what we see as the Italian state is now, which is completely the opposite. Everything is centered, is in the center. Locals are considered to be peasants, considered to be, peripheral part of the state, and so we are completely cut out from the mechanisms of decision, politically. But being a nation, again, is feeling that you have something different from the people, from the other peoples that are around you. This doesn't mean that you are better. It's just a bit different. And when you feel that you are a nation, that what it means for you to be a nation, then you understand and you love the difference of the others, because you love you being different with the others that you have around you, and so you also love the others being different from you. It is when you need everybody to be like you, or you try to be like everybody else, that the problems come out. Yeah. So just an idea, another flash, then maybe another question. When we passed through Barcelona, we've seen the street named after Lepanto. Oh, sí. Yeah, the Battle of Lepanto. Venice participated, our state participated really thoroughly, strongly in this battle, and so against the Turks. In that same day, in Venice, Turks regularly traded and commerced normally. So to say what? That it was so open that the reason of war, so la raison d'état, the reason of the state, did not go to touch the personal liberties, the personal freedoms. So it is completely different when we see the political system of Italy. We think of feudalism, of medieval times. That period where power was divided and hierarchically down, and so you take these votes. It is the same as now in Italy. It is medieval. Italy is medieval. we want to become a third millennium state. Fem una breu... Sí? Va, d'acord. Però llavors ell està explicant que de fet el per què es consideren i són una nació són per fets històrics i inclús empírics, o sigui que es poden contrastar. Ha començat explicant que, per exemple, Pàdua és una ciutat 500 anys abans que Roma. De fet, els venecians ja comerciaven al nord, al sud d'Europa quan Roma encara no existia. Tenen més de 3.000 anys d'història continuada, i de fet explicaven que són la república, la més llarga república sense haver parat ni haver tingut guerres civils, perquè és de 1.100 anys, 1.100 anys que han tingut una república sense interrupcions ni guerres.
ha parlat de que són una gent que per què també no han tingut aquestes guerres, perquè segurament tampoc han tingut que tirar endavant cap monarquia, perquè precisament eren una república. També ha explicat una cosa que és molt interessant, i és la gran participació parlamentària i la composició parlamentària que ells ja tenien en aquell temps, als segles XV, etc., quan, per exemple, ja hem estat allà i és veritat, és bastant impressiu, hi eren 3.000 persones que formaven part d'aquell Parlament, diguem-ho així, quan la seva població no és com ara de 5 milions, sinó que és molt menor. Per tant, s'entén aquesta consciència de democràcia, de participació. També ha parlat de com amb això tenim una forta consciència en la defensa dels drets socials, com pot ser la defensa de la defensa de la pobresa dels nens, dels drets laborals, dels drets de les dones, i que tot això ho tenen i que ho aporten, diguéssim, amb aquesta consciència de nació. Després també parla de que com en aquest estat o aquesta república podríem dir que hi ha el primer exemple d'aquest intent cosmopolita, d'aquesta obertura de mires, que tot i tenir una idea molt clara de que era una república, perquè de fet els municipis dels voltants no és que formessin part de la Sereníssima perquè ells l'ocupessin, sinó que és que els pobles del cantó i viles del cantó, com diu ell, trucaven o cridaven, demanaven formar part d'aquesta república amb aquests valors i aquesta consciència oberta del que significa, per exemple, deia com allí tenien llengües del veneti, com germàniques, com eslaves, totes convivint en el mateix territori. Un altre exemple que ha posat de com aquesta visió tan oberta que inclús amb la batalla de Lepant, mentre estan en guerra amb els turcs, no per això tallen les llibertats de la gent en poder comerciar amb turcs. I mentrestant, el comerç, que ja sabeu que en aquella època catalans, venecians, estem una mica allà, que érem tots molt comerciants i teníem el tema de la Mediterrània, ells tot i estaven en guerra, doncs el tema de la llibertat i que si tu vols vendre unes patates als turcs, doncs es podies vendre i no hi havia aquest bloqueig, de perquè estem en guerra, doncs bé. Llavors, està clar, el tema de la nació, llavors, preguntar-te el tema que per nosaltres és molt important i que sabem que per ells també, el tema de la llengua, perquè quan parlem de nació moltes vegades parlem de col·lectivitat, parlem de comunicació, parlem de llengua, com a tret important. La situació de la llengua a l'actualitat, per resumir-ho, perquè sabem que és similar potser al que han patit a la Catalunya del Nord amb els francesos, amb el sentit de com han actuat els italians i sobretot, per no fer-ho molt llarg amb el tema del passat, com estem ara i per què, ja ajuntant-ho amb la propera pregunta, la importància d'aquesta acadèmia de la bona criança que sorgeix precisament del moviment social i d'aquesta iniciativa privada d'empresaris i acadèmics en promoure la llengua pròpia del Benet. So in the past, and when I say the past, I mean in the past where Veneti were subdued to Italy, our language, the Venetian language, has continuously, with the cinema, TV, etc., been insulted, ridiculized, and discriminated, and which is what is now. It is insulted, ridiculized, and discriminated. So the behavior of Italy has not changed. What has changed is our behavior, is our consciousness of Veneti. First of all, what is maybe sounds strange for you is that Venetian is completely outside schools. In the schools, Venetian is not taught. There is no Venetian course in colleges nor in universities.
there is a study of history of the language, but it is not study of the grammar, of the lexicon, in order to speak the language. It is completely, I would say, forbidden, prohibited. Since the Veneti are a people of entrepreneurship, not only not because of money, but because of doing things, taking initiatives from the community. So we decided just last year, because this Accademia della Buona Creanza, which mainly in this period deals with the Venetian language, we decided to create it, and it is a private institution because the public sector doesn't accept under the Italian laws, under the Italian right, under the Italian system, they don't accept that there is Venetian language in the public sector, in the public institutions. And so we decided that we do it by ourselves, as we have always done. And so we founded this Accademia, and we promoted the first Venetian language courses, which I had the chance, the opportunity, and the fortune to teach most recently. And it was really a success, because people were so interested. We didn't even think they were so interested, because we tend to underestimate ourselves, as you do too sometimes. Sometimes we need to go abroad to see, and then to come and to take new ideas. And so we began this, to perform these language courses. We began to translate the classics and to take all this heritage back to the present and for the future, because Veneto language is spoken by more than 4 million people in the Italian territory, northeastern, nowadays Italian territory. But it is also spoken in Brazil. It is spoken in Brazil because when Italy arrived in Veneto in 1866, after they lost the war against us, because the Veneti defeated Italy, but they gained Veneto. This is the strange destinies. A lot of people emigrated, a lot of Veneti emigrated from Veneto and went to Brazil. They were so poor that they couldn't live. And so there are other 4 to 5 million people speaking Venetian language in southern Brazil. The 3 states of the Federation of Brazil, Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul. 4 to 5 million. So there are more people out of Veneto speaking Venetian than in Veneto. Because really the number of immigration is, and I also have, and there's also Croatia, for example, because it was part of the Republic of Venice, Croatia down to Greece or on the coast. And so Veneto is spoken in Veneto, Venetian language is spoken in Veneto, but this is a proof that it's also spoken in Brazil. You can see, they call it Talian, but it is completely Venetian. If an Italian person, an Italian-speaking person reads this book, doesn't understand what it is written inside, it is Veneto. It is Quarta Colonia Imperial, Centro do Estado. This is Quarta Colonia in Rio Grande do Sul, the most southern state of the Federation of Brazil. And this is another Venetian piece of literature from Croatia. So we have, it is so widespread that we have the problem to collaborate how to solve this problem of distance, because, I mean, País Catalans here are near to Catalonia, but Brazil is not that near to Veneto. So we have to overcome, and thank God the globalization and technologies help us so much that we talk with our Venetian, not friends, they are really our brothers. Of course. Because they are our surnames. My surname, Mocellin, I found it in Brazil, because I've gone to Brazil in 2011, and I found so many people with my surname. It is no Portuguese surname. No. So, bàsicament amb el tema de la llengua, llavors el que tenim és que han tingut una situació en què l'estat italià el que ha fet és de manera permanent i sistemàtica ridiculitzar, menystenir
com si fossin com si fos un insult, ignorant si parles el veneti, com ens va passar als catalans de la Catalunya del Nord amb els francesos, no? que d'una manera increïble, no? I això ha fet que estiguem en una situació sota zeros. I el que explica és el que ha canviat ara no és tant pas el cas de que hagi canviat l'actitud de l'estat italià, sinó més aviat que els Veneti han agafat les rendes de la seva pròpia consciència, entenent que aquesta és la seva llengua i per tant d'una manera, com explicàvem abans, aquest avançament dels un any i mig que està vivint ara el Venet, que la iniciativa privada fa com aquesta acadèmia en el que s'ha fet el primer curs de la llengua vèneta amb molt d'èxit. De fet, ells mateixos diuen que com a vegades els pobles ens subestimem nosaltres mateixos i que potser ni ells esperaven que hi hagués aquest èxit i que, tot i que ara no ho ha dit, afegeixo perquè ens ho ha estat explicant, com inclús gent que no són del Venet han anat amb aquests cursos perquè és un procés molt inclusiu el que estan des d'aquests partits i moviments promovent el Venet, i molta gent venguda de fora han anat a aquests cursos per aprendre el Venet. Ells expliquen perdó, un moment, que l'Estat, per tant, com que no accepta que des del sector públic es faci el res en Venet. O sigui, la qüestió és que ara mateix allà la llengua, la seva llengua, no és ensenyada a les escoles, ni tan sols la fonètica i la gramàtica en les universitats, no hi ha cursos d'aquesta llengua, com si aquesta llengua no existís, no només et menystenen, sinó que és com si no existís, i en el sector públic, evidentment, ni per imaginació. Explica que són més els 4 milions els que parlen veneti dintre de l'Estat italià, però que de fet, com que hi ha molta gent del Venet que van emigrar a Brasil i a altres llocs, perquè el 1866, encara que ells van guanyar els italians per qüestions que tampoc explicarem, perquè que el Venet va acabar dins de l'Estat italià, molta gent se'n van anar, van emigrar, i ara tenim comunitats com el Brasil, on hi ha més gent parlant a l'exterior el Venet que no pas en el propi Venet, amb una comunitat de 4 o 5 milions a Brasil, en el sud del Brasil, cosa que és molt interessant. I per acabar llavors la part cultural i començar amb la política, només demanar-li algun apunt que tu afegiries sobre la situació cultural, la situació del moviment social, breu. Sí, algunos puntos. What is important to understand is that, well, you have heard about the political movement, really important, really fast also, that there is in Veneto. So maybe we will arrive later, but hopefully we will develop faster. Yeah. What is important to understand is that this movement began in the past through culture. It was really small. But it was continuous. It was a continuous drop which caved the stone finally, because really it is our concern to take this language to its prestige, to its original prestige. I have here, just for an example, this. He is a Tractatus on astronomy. This is written in Venetian. It dates to 1605. It is a copy, of course. This is a copy. And it was written by Galileo Galilei in Venetian, because Galileo had to flow away from Tuscany, because he was Tuscan, so he was Italian. He had to go away from Tuscany and to go to Venice, actually, or go to Padua, where he built up the specula to speculate the sky, and so to infer astronomic laws. And he wrote this piece of, under a different name. He wrote it in Venetian, and there are also Italians, they do agree that it is written in Venetian and it is by Galileo Galilei.
And so he understood the language, he wrote in the local language, and what is important to understand is that he had to go in the Republic of Venice, so in Veneto, to find enough liberty to say what he wanted to say. And this is the issue of liberty links straightly to the issue of self-determination. Because it is clear, it is patent, there's nothing new, I mean. But what is important for us is that we entered in Italy with a referendum, we say. Because in 1866, when we entered in Italy, we entered with a referendum which Italy tricked. It invaded Veneto before the referendum, so of course the referendum was pressed by the militaries. And so we have this burden in our mind that we entered in Italy with a referendum which Italy just tricked, just joked with it. And we want to get out of Italy because really we have enough. We cannot develop. We feel isolated being in Italy. We need to become once again opened to the world, open to Europe, open to everything, and we understand that the only way to become open as cosmopolitan as we have always been, the only way is to become independent again, of course, again as the Republic has ever been for 1,100 years. So I would like to end with a famous phrase of Ernest Renan, who said that a nation, just to link to the first question, a nation is a plébiscite de toujours. And so we'll have our referendum. A nation is a referendum of every day. Every day you decide you want to share the future, your future, with the future of the other people, of your nation. This is to be a nation. And so we want to be, we are a nation, so we deserve to have a referendum, and we want to have this referendum, and we will have it. I'm quite sure. Jo també m'he... Okay. Llavors, per acabar aquesta part cultural, el que ens ve a dir és que com a Bennett els valors de llibertat, autodeterminació i nació, en el sentit de que ells s'han anat conformant com a nació alhora que anaven conformant aquests valors. Per això gent que inclús italians o de Tuscany com era el Galileo Galilei van haver d'anar fins a la República del Vènet per trobar la suficient llibertat per desenvolupar tots els seus tractats d'astrologia que està mostrant, i per això molts dels tractats de Galilei estan escrits en Bennett, perquè ja llavors ells representaven aquests valors de llibertat. Llavors ella explica que precisament és mitjançant aquests valors que ells són nació i que entenen que són nació per la llibertat que tens de cada dia anar decidint les coses. Cada dia és com un referèndum en què col·lectivament aquesta gent que formem una nació anem decidint coses, i per això ella explica que per ells és quasi com essencial per una qüestió també històrica en què van entrar a ser part d'Itàlia just després que van tornar a ser invadits pels italians, i que per tant van fer un referèndum totalment manegat, totalment fet pels italians, i que per això el van perdre, i ells és com un toc d'orgull de dir, bueno, vam entrar així amb les vostres treves i ara amb democràcia i ara amb llibertat votarem i serà un referèndum que tornarem a recuperar la independència del Vènet. Doncs gràcies, Alessandro. Passem a l'Stefano. Llavors, anem a parlar, com dèiem abans, des de l'any passat, on ens vam deixar la part política i com ha evolucionat la part política, legislativa, etc. I l'Stefano es diu Stefano Baldegamberi, és diputat al Parlament Vènet i és, bueno, ja li fem les preguntes, veu que és la persona que ha introduït la llei 342, que és la que legisla el referèndum sobre la independència del Vènet i que ha estat aprovada per la majoria del Parlament. Tenen una llei aprovada per la majoria del Parlament, això va ser el juny passat, fa
un mes i poc, que han aprovat per majoria la llei amb la qual faran un referèndum sobre la independència. Hi ha més detalls, anem aprenent mentre anem preguntant. Llavors, primer, que és molt interessant i és molt curiós de saber, és la qüestió que abans, fins al... Ara compartirem això sense que l'escenari sense això. Fins al 2006, Stèfanos, parlar d'independència al Vènet, o sigui, dins de l'estat italià, era il·legal fins al 2006. Què ens expliques sobre puntualment aquest tema així breument? Com podia ser che fosse illegale parlare di indipendenza? Sì. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, è per me un piacere essere qui con voi a parlare di questi temi di cui stanno sempre di più diventando un argomento all'ordine del giorno della nostra regione e con la quale partecipiamo a una battaglia comune insieme con la Catalogna, una battaglia di libertà. Parlare di indipendenza nel Veneto fino al 2006 era un reato, si rischiava la galera, si rischiava in prigione, quindi non era, e quindi chiunque, c'erano diversi movimenti, però sempre borderline, sempre a rischio di finire con le manette al polso e sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine. Non è che oggi la situazione sia molto diversa, di fatto c'è la libertà perché il codice penale è cambiato, ma non più tardi di qualche giorno fa, di qualche mese fa, abbiamo visto alcune persone che sono finite in galera per delle questioni che sono poco più di reati di opinione, ecco, per dire che le cose non sono sempre così semplici. Però c'è da dire che il codice penale è cambiato, ma soprattutto la cosa più importante è che la coscienza dei cittadini sta cambiando, la consapevolezza che oggi noi non possiamo più vivere in un paese, quello che si chiama Italia, in una condizione che ci considera praticamente dei sudditi in tutti i modi, cioè annienta quello che è il nostro essere veneti, la nostra identità. Prima è stato ben espresso, è stato detto che per noi essere cittadini veneti significa essere persone che non sono abituate a fare rivoluzioni. Siamo persone molto concrete, persone che hanno una concezione dello Stato come a servizio dei cittadini. Noi pensiamo che lo Stato nasca dalla comunità, noi pensiamo che lo Stato nasca dal territorio, non siamo gente che chiede l'assistenzialismo, che si pone così a chiedere lo Stato, noi crediamo nella comunità e quindi abbiamo una concezione molto diversa da quello che è il resto dell'Italia. So about the 2006 and the law, and then we continue about the other questions. Oh, because we're just going okay. three questions ago. Ok, rimanendo nel tema, dal 2006 recentemente poi c'è stata un'evoluzione, quindi si è potuto parlare apertamente di indipendenza, di autodeterminazione e quindi è diventato anche un motivo per cui è stata presentata una risoluzione che è partita non tanto dal Parlamento veneto, ma è partita dai cittadini, 20.000 cittadini veneti hanno presentato una risoluzione che è stata votata nel Parlamento veneto, la quale dava mandato alla giunta regionale di approfondire il tema dell'indipendenza, dell'autodeterminazione, vedere se c'era un percorso legale nella legge possibile da seguire. E qui... Ecco, la questione è nata appunto perché abbiamo dovuto adeguare il nostro codice. Il codice è meglio nostro italiano, perché la Turchia
che chiedeva di entrare in Europa ha posto un problema, ha detto: ma scusate, voi che parlate tanto di libertà, perché noi abbiamo chiesto alla Turchia, abbiamo posto le condizioni di libertà individuali, di rispettare i diritti umani, ma scusate, voi che avete paesi come l'Italia, il cui ordinamento giuridico vieta la libertà di opinione, avete una norma che vieta parlare di autodeterminazione e quindi vi ponete contro le norme del diritto internazionale, quindi venite a noi turchi a insegnarci cosa significa libertà e democrazia, siete i primi ad avere nel vostro codice una norma che era ancora lì dal periodo fascista, è il codice Rocco, il codice del diritto penale italiano, scritto ancora nel periodo fascista, dove parlare di autodeterminazione era un concetto che forse allora nemmeno si immaginava, però parlare di indipendenza diventava il suo fatto di parlarne come stiamo parlando oggi qui, potrebbe entrare i gendarmi, prendere le manette e portarmi in prigione perché sarei considerato un terrorista. Ok, algú no entén l'italià o el venecià? Parlo italià. Tots? Val, d'acord. Llavors... Piano. Perfecte. Llavors, per tant, ens ha explicat que va ser per la intervenció de la Unió Europea amb el tema de Turquia que els italians han de canviar la Constitució. La pregunta és, quan l'any passat ens van explicar lo de la Comissió 44, amb la qual quedava bloquejat, que van fer la comissió legal i que no s'avançava, tu, com a diputat, el que fas és entrar la llei 342, llavors explica'ns què és aquesta llei i amb quin objectiu presentes la llei 342. Allora, quando la risoluzione 44 che dava un mandato alla Giunta di creare una commissione di giuristi, di esperti di diritto e per indicare un percorso legale per un referendum sull'autodeterminazione, i lavori di questa commissione andavano molto rilenti, è stata costituita già molto tempo dopo l'approvazione della risoluzione, insomma si vedeva un qualcosa, c'era tutto un rallentamento e c'era nel frattempo un malessere che stava crescendo tra la gente, perché non solo i movimenti indipendentisti ma anche sempre maggiore parti della popolazione veneta chiedeva di accelerare e di dare una risposta, di indicare qualcosa che la regione che per noi oggi è regione dello Stato italiano, però noi ci consideriamo uno Stato perché la nostra visione è diversa da quella, però nella Costituzione italiana ci chiamano regione istituzionalmente, quindi non cerchiamo di intendere il termine, che il Veneto comunque doveva dare una risposta a questi cittadini. A quel punto, poiché la questione è spesso stata vista anche politicamente in maniera scorretta, cioè la questione dell'autodeterminazione veniva spesso giocata strumentalmente da qualche forza politica come fosse una bandiera propria e essendo appunto strumentalizzata politicamente non riusciva a avere quel successo e quella partecipazione corale di tutto il popolo veneto che invece io avrei voluto avere, e quindi a quel punto lì ho un po', come si può dire, ho cercato di sbloccare la situazione e ho presentato un disegno di legge che prevedeva appunto la 342, che poi è diventata legge 16, che prevede l'istituzione di un referendum tra i veneti, e questo è stato, quando ho presentato questo disegno di legge, è stato un po' uno shock, perché quelle forze politiche tradizionali come la Lega Nord, che volevano avere loro l'imprimatur su questi temi, e spesso hanno usato strumentalmente in modo anche sbagliato solo per catturare consenso e voti, parlando un po' alla pancia della gente più che cercando di usare in maniera strumentale questi argomenti. Il fatto che io, che invece vengo da una posizione lontana, che lavoro spesso critica con loro, anzi spesso in contrapposizione, perché io avevo la cultura democratico-cristiana, la cultura popolare, abbastanza che spesso ha criticato e quasi quotidianamente ha criticato alcune posizioni della Lega, che di tutto strumentali, ideologiche, basate spesso sulle posizioni razziste, anti-europeiste, eccetera. Io che vengo da una cultura diversa, il fatto che presentassi io questo disegno di legge è stato per loro uno shock.
e comunque ha messo in moto tutta una serie di situazioni e quindi ha sdoganato, ha fatto uscire il concetto di indipendenza da un qualcosa di estremismo legato a movimenti xenofobi o razzisti, ma l'ha portato ad essere invece qualcosa che riguarda tutti, un valore universale che appartiene a tutte le forze politiche e a tutti i partiti, un valore che è un valore precostituzionale, un valore di democrazia e di libertà che non ha paternità di nessuno. De fet, afegir que aquesta llei que ha presentat ell va tenir aquest xoc que ella explica i que llavors això va fer que de sobte des de la base i la gent del Bennett hi hagués 180 municipis, que és com un terç, que van donar suport i 4 de 7 de les províncies. I això, ja continuarem preguntant-li. Per tant, si hi ha tot aquest suport, o sigui, tot aquest suport que ha tingut aquesta llei, aquesta iniciativa que tu has presentat, i la Lliga, que està en el govern, li dona suport, la pregunta és i per què la Lliga ha tingut que esperar que un diputat presentés aquesta llei per ells aprovar-la quan són majoria i són al govern i se sap i saben que al Bennett hi ha aquest pols i aquesta voluntat perquè no la presentaven ells? Per què han tingut que esperar? Quina és la situació de la Lega? Guardate che io ho governato nel passato anche con un governo di centrodestra dove era presente anche la Lega. Oggi sono all'opposizione della Lega, quindi che la presenti io che sono all'opposizione, quando loro hanno tutta la maggioranza tranquilla per poter fare quello che vogliono, è stato per loro un po' uno shock, perché ho voluto anche dare un messaggio forte al Veneto che certi temi non possono essere solo uno strumento di speculazione politica elettoralistica, ma sono temi da affrontare con serietà e vanno affrontati, e quindi se la presentavo io acquistava anche maggiore credibilità, perché altre volte alcune di queste tematiche sono state un po' giocate solo per finalità elettoralistiche e senza dare conclusioni concrete, e la gente del Veneto lo sa, e pertanto il fatto che sia una persona che parte dall'opposizione a presentare questo era un elemento comunque che, diciamo, portava il concetto di autodeterminazione e di indipendenza ad essere non identificato in un partito xenofobo e di parte, proprio che sta con posizioni spesso estreme, non euro, non Europa, eccetera, ma lo portava anche ad essere un concetto che riguarda anche forze politiche più moderate, quindi era più facile trovare consenso diffuso tra la popolazione. Ecco, fatto questo, ovviamente lo shock c'è stato, ma poi ovviamente è chiaro che nel primo periodo c'è stato un senso di disorientamento da parte della forza di governo che è la Lega, poi ha capito che il popolo voleva questo e da buon partito populista ha cercato di recuperare il spazio perduto, e cercando di fare banchetti, iniziative, raccolte firme, adesioni, iniziative, quindi ha voluto metterci sopra il cappello un'altra volta. Ecco, quindi, e per cui insomma, da lì poi il percorso è andato avanti, non è stato semplice, ma alla fine credo che il fatto di raggiungere questo disegno di legge è approdato in una legge, il giugno di quest'anno, la legge 16, è stato un successo non da poco, perché con la Lega da sola sarebbe rimasto comunque, non sarebbe mai stato approvato, perché veniva visto come un qualcosa di legato a un partito, mentre io ho voluto farlo diventare un qualcosa legato a un popolo e non a un partito, quindi un processo di elevare questo valore, questo principio e questa iniziativa come un valore universale di tutta la popolazione, e quindi ha avuto un maggior consenso. Ci sono aggregate anche forze più moderate, centriste, io penso anche una parte di delle forze che rappresentano l'elettorato di centrodestra, ex democratico cristiano moderato, alla fine hanno approvato insieme a me questa legge, che a questo, diciamo, il progetto di legge che è diventata la legge 16 nel giugno scorso.
Només per a no confondre, quan hem dit la llei 342 i ella acaba parlant de la llei 16, és perquè un cop approvada la 342... La 342 è il disegno di legge, il progetto, che è diventato legge 16. Exacte. Llavors, un cop aprovat passa a ser la 16 cambiato nome, regional. ma è sempre la stessa cosa. És una qüestió de terminologia. No? Llavors, la pregunta, llavors la llei el que fa és blindar una pregunta, que és una pregunta clara, tipus Escòcia, que és la pregunta del referèndum, que serà la de... Come si prevede? I llavors també el que marca és una data que en 6 mesos heu de marcar la data per fer il referendum. Sì, la legge è molto chiara. Richiamate i principi generali, richiamata la risoluzione 44, istituisce un referendum il quale pone una domanda chiarissima, non vuole ingannare i cittadini, vuoi che il Veneto sia una repubblica sovrana e indipendente? Sì, no. Ecco, questo è una domanda che noi poniamo a tutti i nostri cittadini, perché noi vogliamo, perché credo che il potere appartiene al popolo, quindi sono loro che devono dire a noi amministratori, che noi abbiamo un rapporto, diciamo, di delega nei loro confronti, ci hanno delegato, ci hanno dato il compito di governarli e di fare le leggi e di amministrarli. Io su questo fatto fondamentale noi chiediamo il parere al popolo. Se il popolo ci dirà sì, e siamo convinti perché già abbiamo anche i sondaggi che ci dicono che la maggior parte, il 60% dei veneti è favorevole all'indipendenza, e se così è, quando attuiamo il referendum e avremo questa risposta, noi di conseguenza come delegati dal popolo dovremmo agire di conseguenza, dovremmo quindi assumersi le responsabilità e fare gli atti conseguenti. Exacte. Llavors, abans que això passi i que voteu i que guanyi el sí i que sigueu conseqüents i ho vinculeu, abans que això passi, la qüestió està en què ara heu aprovat una llei per majoria parlamentària, que és com si aquí a Catalunya la majoria parlamentària dels catalans i de les forces polítiques aproven una llei i l'estat italià ha dit que no. Vosaltres, davant d'aquest no, què és el que fareu? Perquè tu has fet unes declaracions a la premsa, als propis, com ara aquí uns Ciutadans o un PSC, etc., que et van dir que com que si l'estat italià deia que no, que llavors era il·legal, que igual hauríeu d'anar a la presó, tu els vas contestar aquí estic i que em porten a la presó. Llavors, puc endevinar on anirà la teva... Mi viene infatti un po' da sorridere, perché effettivamente credo che non dobbiamo mai temere la libertà di opinione, non mai temere la democrazia, se noi non facciamo nessuna azione violenta e noi diamo la parola al popolo, non è mai un atto sovversivo. La parola al popolo è sempre un atto di rispetto verso chi è il nostro, diciamo, chi ci ha dato il mandato, che giustifica il nostro operare. Quindi non siamo noi detentori della verità, la verità in democrazia appartiene ovviamente, e noi rispettiamo gli indirizzi che ci vengono dati dal popolo. Quindi il fatto che vengono a mettere in prigione me, non vedo cosa, sarebbe un'assurdità, perché, come dire, è negare un principio fondamentale della democrazia. Quindi qualcuno dovrà rispondere all'ONU, dovrà rispondere agli organismi internazionali, dovrà spiegare al mondo perché noi abbiamo sottoscritto, perché l'Italia ha sottoscritto dei trattati internazionali che prevedono le libertà fondamentali, tra cui anche il principio di autodeterminazione, e poi lo nega a casa propria. Ecco, dovrà spiegare anche perché noi siamo chiamati, parliamo dell'Italia in questo caso qua, ha bombardato Belgrado per la libertà del Kosovo, ha mandato le bombe, proprio non referendum, bombe sulla testa degli altri, tra l'altro il governo italiano, per garantire la libertà, parlando della libertà dei popoli, e poi nega un referendum a una parte del proprio territorio. Quindi qualcuno dovrà pure spiegarlo al mondo queste cose qui, se le regole valgono per tutti. Ecco, quindi sono cose abbastanza, insomma, mi pare che quasi la palissiana, non c'è bisogno di spiegare questi concetti. Ecco, voglio dire che noi
E c'è da dire una cosa, noi attualmente il governo regionale e noi parlamentari regionali, cioè della Regione Veneto o del Veneto chiamo Stato per quanto noi ci riguarda, siamo stati eletti senza avere uno specifico mandato, cioè non era nel programma elettorale di nessuna forza politica il referendum per l'autodeterminazione, cosa che invece qui in Catalogna mi pare sia stato ben chiaro. Qui c'è una maggioranza di parlamentari che hanno dichiarato l'impegno di fare il referendum. Ecco, quindi noi siamo in questa posizione che un po' ci indebolisce rispetto a voi. Noi vorremmo essere in questa vostra posizione, ma forse probabilmente lo saremo fra poco, perché noi abbiamo elezioni anche quasi prossimamente, abbiamo elezioni a marzo del prossimo anno, e quindi chiaramente chi si presenterà dovrà dichiarare questo, quindi i cittadini già diranno, questi deputati che si presentano, questi candidati si presentano, diranno io sono per fare il referendum, io sono per non farlo. Questo qua sarà una delle cose che porremo politicamente come tema importante, ed è per questo che io non voglio che il referendum sia una prerogativa di una forza politica sola invece delle altre. Io vorrei il referendum deve essere un qualcosa che riguarda tutte le forze politiche, perché è un principio, è come un principio di libertà, è un principio che è al di sopra della politica, deve essere condiviso da tutti, destra, centro, sinistra, izquierda, centro e derecha, todos tiene que condividere ese principio. Ecco, e per questo ci porremo qui prossimamente a marzo. A marzo, se c'è questo mandato, rafforza ancora di più, però non ci fermiamo. Lo Stato italiano il governo italiano ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale, ha impugnato la legge che noi abbiamo approvato nel Veneto, è stata impugnata per chiedere l'incostituzionalità. Ecco, ma questo non è il motivo per cui noi ci arrendiamo, e noi stiamo lo stesso organizzando, stiamo preparandoci per fare il referendum, e quando avremo una maggiore forza di legittimazione che questo programma del referendum è stato anche rafforzato da un voto, da un mandato specifico del popolo, avremo sicuramente nessun timore a procedere, a assumerci la responsabilità nell'attuare ciò che il popolo vuole, cioè questa consultazione nella quale può esprimersi sul proprio futuro, e questo sarà un nostro dovere. Mi auguro tanto che voi possiate anticiparci, così questa vostra azione può essere di grande aiuto, perché noi guardiamo con grande attenzione la Catalogna, che è il nostro punto di riferimento, come stiamo guardando alla Scozia, perché se facciamo fronte comune siamo tutti più forti, e quindi questi stati, la Spagna, Italia, eccetera, se noi facciamo fronte comune è chiaro che sono dei giganti che però alla fine hanno il tallone d'Achille è per loro, non per noi, sono i principi della democrazia, perché il principio di libertà è il tallone d'Achille. Chi può negare la libertà a un popolo di esprimersi? Diventa un atto sovversivo a chiedere come la pensa un popolo e a permettere a un popolo di esprimersi? Io questa domanda faccio. Veramente entrano in crisi, si mette in contraddizione questa, diciamo, l'essenza stessa dello Stato. E poi aggiungo, la mia visione non è quella di creare come diceva prima, un Veneto che è diviso dal mondo, un Veneto che chiude le porte al mondo, che alza mura attorno, che diventa proprio isolazionista, eccetera, perché non è nella storia, non è nella natura del Veneto. L'ha detto bene prima, il Veneto è una storia di apertura al mondo, con la nostra identità, con i nostri valori, con valori di democrazia, con valori anche di una repubblica, la più antica repubblica al mondo, e noi abbiamo quindi ci sono dei principi, dei valori di civiltà che da noi sono stati raggiunti 500 anni prima che negli Stati Uniti d'America, che altrove, che non appaiono su nessun libro di storia.
ahimè, perché la storia è scritta sempre secondo certe impostazioni ideologiche. Ecco, quindi noi vogliamo semplicemente questo, noi vogliamo un Veneto aperto, crediamo all'Europa, crediamo non a questa Europa, crediamo un'Europa che parte dal basso, formata dai popoli europei, da un'Europa federata tra popoli europei, quindi io credo fortemente all'Europa, credo anche nell'euro. La Lega non crede nell'Europa, non crede nell'euro, vuole isolazionismo, ma questa non è la posizione mia. Ecco, e credo non sia la posizione neanche della maggior parte dei veneti. D'acord. Per tant, com que ja de fet l'última pregunta que he de preguntar-li què és el que significa la independència pel Bennett i per què volen aquesta independència, ja quasi que els va contestar quan ha explicat que la independència per ells és aquesta obertura al món que de fet des de l'estat italià no poden perquè no poden ser venecians, per tant no poden comunicar-se i expressar-se i potencialitzar-se com ells essencialment es descriuen, que és aquesta obertura, aquesta inclusió, aquesta manera diferent de fer de l'estat italià, i ja ho ha acabat d'explicar. Em sembla que ja hem entès, de fet ell com a polític que ha entrat no en un partit gran, com ha explicat, sinó a través d'una llista de Futuro Popular, i és oposició a la Lega, llavors ens podem imaginar que ell és un dels polítics que fa oposició al que és el racisme, la xenofòbia, perquè entén que no defineix ni té res a veure amb el que és el caràcter propi dels venecians. Per tant, el que faria més, perquè segurament igual vosaltres ho pregunteu, llavors ja no ho preguntaré jo, que segurament és el tema de la pedània, que surt cada any. Per tant, si teniu preguntes, llavors ja tancaríem, que em penso que l'Alessandro té un regal per aquí present, el president de la universitat, que li agraïm que ens hagi acompanyat en aquest acte, i per tant li faríem aquest regal. No sé si a la fi ho volem fer del tot protocolari, per tant, si té 10 minuts més, i si teniu alguna pregunta, vosaltres a fer qualsevol dels dos? Sí. Hola. Sí. Proverò a parlare in italiano. Come dicevate, il stigma che è già partito non ha nessun senso che tra persone che parliamo lingue romaniche si parli in inglese. Ci capiamo lo stesso, insomma, per i catalani scoprire l'esistenza del Veneto come nazione è una sorpresa, perché noi sapevamo dell'esistenza della Val d'Aosta, del Sud Tirol, ma non sapevamo di nessun'altra nazione. Dopo è cominciato questo di La Padania, 2, 3, 4 anni fa conosciamo dell'esistenza del Veneto. Credo che tutti pensiamo che ci sono molti parallelismi tra i due processi, ma la mia questione è, dopo l'indipendenza nostra, la vostra, che diventeremo stati liberi in 2 o 3 anni sicurissimo, voi credete che ce ne saranno altre nazioni nella Italia, per esempio il Friuli, che è molto vicino del Veneto? Qual è la relazione tra il Friuli e il Veneto? Per esempio la Sardegna ha possibilità anche di essere indipendente e di diventare uno Stato, perché noi un po' quello che volevo dire è che descoprire l'esistenza del Veneto, che lo abbiamo giusto scoperto 2 o 3 anni fa, significa che non sappiamo nulla della politica italiana, e che magari quello che noi conosciamo della Spagna, che è uno Stato artificiale, che non va, che non funziona, magari sia esattamente lo stesso dell'Italia. E pertanto la domanda è, voi credete che ci sarà un effetto contagio in altre nazioni italiane, non so, la Lombardia, Bologna, Sardegna? Questa è una questione che, perché non sappiamo nulla dell'Italia e della diversità nazionale dell'Italia. E la seconda questione è, nel Veneto in questo momento quali sono i partiti che sono favorevoli alla indipendenza e qual è il supporto all'indipendenza? Voglio dire, chi sono i partiti indipendentisti e qual è il suo supporto? Espera, recollim primer un bloc de preguntes. Bueno, és un bloc de preguntes, espera.
Sì, tento di rispondere, intanto mi fa piacere, anch'io conosco poco la Spagna, di la verità, quindi anch'io pensavo quello che voi pensate dell'Italia, ho scoperto anch'io la Catalogna, pur vivendo da Veneto i problemi del Veneto, sì, sapevo che c'era un'attenzione culturale particolare, sapevo che alcune informazioni le avevo, però è stata anche per me una scoperta. Io credo che oggi gli Stati, il concetto stesso di Europa, partirei da lì, mette in crisi, presuppone il superamento di tutte le realtà degli Stati attuali. Oggi la Francia, meglio la Spagna, l'Italia e tutti gli altri stati cosiddetti ottocenteschi oppure pre-ottocenteschi hanno avuto una storia spesso forzata, cioè come da noi il Veneto non ha mai deciso di aderire all'Italia, il Veneto ha combattuto contro l'Italia e si è trovato con l'Italia, questo è il paradosso storicamente. Poi è chiaro, quando fai parte di uno Stato, la demagogia eccetera, spesso ti fanno cancellare, ti cancellano la lingua, ti fanno credere che però è inutile, due cose, non è stato un processo di adesione volontaria, pacifica, eccetera. Quindi è chiaro che alla lunga, quando questi stati diventano soprattutto delle grandi burocrazie, lontane dal territorio, lontane dalla gente, i popoli cominciano a risvegliarsi. E quindi è una rivoluzione in atto che parte da questi territori, però non si ferma qui. E per fortuna non si ferma qui, perché noi dobbiamo, come detto prima, nella cornice europea dobbiamo recuperare i territori, recuperare il rapporto anche della politica con la gente, col territorio, la politica vicina, la politica che valorizza le identità, le particolarità, non per creare contrapposizioni ma per creare ricchezza comune. E questa visione nuova dell'Europa, che credo che sia stata anche la visione dei padri fondatori dell'Europa, perché non pensavano a un consorzio di stati, dopo la distanza di tanti anni, a un consorzio di stati come quello attuale, che non è un'Unione Europea, questo è un consorzio di stati che stanno insieme, lì che magari si fanno anche i sgambetti, quelli più forti contro quelli più deboli, nella politica estera è divisa, la Francia che vuole fare lo sgambetto contro l'Italia con la Libia, non c'è nessuna comunione di intenti in Europa, nella politica estera, nella politica di difesa, che a mio avviso dovrebbero essere temi europei, perché se c'è un livello di troppo nei governi oggi è proprio quello degli stati nazionali attuali, è proprio quello della Spagna, è proprio quello dell'Italia, sono questi che devono sparire, perché se c'è l'Europa cosa c'entrano loro? Ci deve essere uno federalismo europeo con degli stati territoriali legati alle persone, alla storia, alla sensibilità, alla cultura e alle tradizioni di un territorio, quindi con la Catalogna, col Veneto, con altre, in un contesto di unità europea. Questa è la visione futura e questo è il motivo per cui io sto portando avanti questa battaglia e credo che se partiamo Veneto, Scozia, Catalogna, sono i primi pilastri che vengono tolti da un sistema che è talmente fragile che crollerà e si ricostruirà qualcosa di nuovo e di migliore per tutti e questa nascerà la vera Europa da lì. Una domanda quella su quei partiti che supportano i partiti, guardate, parlare di partiti oggi in Italia significa parlare del nulla, perché oggi c'è l'anarchia completa. Parlo dell'Italia, anche nel Veneto, francamente se chiediamo per strada che partito sei, oggi la risposta di un italiano e anche di un veneto sarà dire non saprei, non so. La risposta va per maggiore. Oggi si sta ricostruendo, ridefinendo un po' tutto l'assetto, siamo in una fase di tale confusione, disorientamento che mi auguro riesca a ridisegnare un assetto nuovo. Io nel Veneto oggi ci sono presenti partiti che sono presenti anche in altri territori, però anche in questo periodo stanno nascendo partiti come movimenti che possono diventare partiti come quello che io sto rappresentando, che sono il mio di ispirazione diciamo cattolica, un'ispirazione moderata, non è un partito estremista, diciamo un'ispirazione rispecchia i principi del popolarismo europeo, però di un popolarismo legato al territorio,
e quindi quei valori che sono declinati nel territorio, il modo di concepire la sussidiarietà, il modo di concepire l'aiuto ai più deboli, però la libera intrapresa delle imprese, cioè quella visione moderata della politica che era quella di De Gasperi, che era quella dei grandi degli eredi di valori anche dei partiti democratico-cristiani, però non una visione nazionalistica, ma una visione del territorio, e su questa base credo che nasceranno nuove realtà che potranno poi ridefinire quali sono i partiti del futuro. Oggi i partiti, c'è l'anarchia, se voglio dire la risposta, non dire questo di qua, questo di là, parliamo di realtà che addirittura sono scomparse o stanno scomparendo o scompariranno a breve, c'è tutta una fase di evoluzione, di passaggio. Lui ha detto che oggi se sarebbe un'enquesta, il 60% più o meno della gente voterebbe sì. Del Veneto, Sì, 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 sì. Questo 60% che voi dicete che c'è nella società, che è riflettito nelle inchieste, questo non è riflettito nel Parlamento? No. Attraverso dei partiti? No, perché oggi i sondaggi dicono che l'indipendentismo è diffuso trasversalmente tra tutto il pensiero politico. Quindi questo dicono i sondaggi nel Veneto, cioè elettori del Partito Democratico, PD, oggi sinistra, Renzi per capirsi, elettori del PD, una buona fetta che da noi la sinistra è più nazionalista, mentre tendenzialmente c'è la sinistra e la destra, c'è l'estrema, i partiti nazionalistici di destra, quelli sono nazionalisti per l'Italia, italiani questi, mentre tutti gli altri la situazione è molto aperta a 360 gradi, cioè, ma questi come partiti sono per l'Italia, ma se andiamo a intervistare poi i singoli cittadini, i singoli elettori, non la pensano come partiti, questo è il paradosso, cioè perché emerge che per esempio un 40% degli elettori, o forse di più anche del Partito Democratico, che ha votato contro il referendum, ha votato contro il referendum nel Veneto, però il 40% dei loro elettori sono favorevoli. Nella Sardegna ce ne sono 2, 3, 4, 5 partiti che sono per la indipendenza nella Sardegna, non so esattamente quali sono i partiti e qual è il percentaggio dei voti, ma ci sono delle forze politiche favorevoli, che hanno rappresentazioni, che hanno un No, attualmente si presenteranno delle forze politiche, stanno organizzandosi delle forze politiche i quali metteranno indipendenza come loro punto. Io personalmente auspico e sto lavorando perché questo concetto non sia solo una sigla politica, ma sia un concetto trasversale. Difatti, volutamente, pur essendo amici, io accetto che loro vogliono fare delle liste, eccetera, però io sto cercando di lavorare a dire no, io rimango nel mio partito, nella mia storia, e devo dire che questo è un valore anche per me, come deve essere un valore per gli altri, e non farlo diventare un valore universale, un qualcosa che fa parte di un partito di scopo. Ok, non so se mi spiego, non è creare un partito di scopo la soluzione per me, più riusciamo a mantenere un valore diffuso all'interno di diversi partiti, più maggiore è la possibilità di successo. I és per això que la via del referèndum és tan important, precisament pel que diu del tema partidista, perquè és tan transversal que així no obligues a que la gent s'hagi d'adscriure una cosa o una altra, sinó que tu fas un referèndum i siguis del partit que vulguis votar, votes independència en el referèndum. A part també, i matisant, també hem de tenir present que a tot aquest vot que tu el refereixes, perquè no hi ha una correlació més directa, pensa que en principi la gent sí que s'ha pensat que hi era, perquè hi ha molta gent que quan es va crear la Lega, ells anaven d'independentistes, per tant molta gent, aquesta gent ja els votaven pensant que votaven independència. El problema és que durant 30 anys han fet autonomisme i el problema és que no han fet res per la independència. Per això és tan xocant que sigui ell el que presenta una llei per fer un referèndum i els altres, la Lega, que en principi eren els nacionalistes vènets, que no han fet res en tots aquests anys, s'hi han tingut que sumar perquè ara des de baix s'està apretant a municipis, províncies, el que m'ha explicat, perquè hi hagi aquest canvi polític.
I per això també ell explica que, bueno, ja ho veurem, ara Itàlia ha dit que no, com que la Lega és més d'eslògan i després no de voluntat política, ara el que passarà és que les cartes estaran damunt la taula, perquè sense un mandat democràtic electoral, perquè tot això està passant entre una llei sense un mandat electoral, com ha explicat ella, a diferència d'aquí, que aquí sí que el tenim i per tant aquí és clar, hi ha un referèndum i s'ha acabat. Allà no, llavors allà el que fan és que això ara farà que amb aquesta oposició italiana, amb les unes properes eleccions del març, si la Lega realment no fa allò que diu i no fan el referèndum perquè internament no tenen aquesta voluntat política, el que estan fent amb aquesta llei és posar les cartes damunt la taula i per les properes eleccions al març, que sí que llavors faran com nosaltres, que estan als programes electorals per tenir un mandat democràtic, es veurà realment qui juga què, cosa que fins ara no era possible perquè ells anaven dient que sí i no feien res. I aquesta és una mica la diferència. Ara, si us sembla, i com que no hi havia més preguntes, dues coses. Una, aquí tenim un document de 5 pàgines en què, pels que esteu interessats en aquest tema, expliquem que hem treballat conjuntament. És en anglès perquè, clar, l'ISEC i nosaltres, com que el treballem escocesos i flamencs i tot, la llengua comuna és l'anglesa. Per això la majoria dels nostres documents, i estem acostumats a parlar, és en anglès. Si el voleu en català, sense cap problema, doneu-me el mail, que ja el traduiríem, us ho faríem arribar. Però si teniu interès, el recolliu perquè tenim còpies. L'únic problema és que les fotocòpies hi ha una pàgina que no s'ha fotocopiat, llavors, en tot cas, ara ho farem la pàgina que falta, però estarem aquí fora, per tant, veniu a recollir-ho i us ho donarem. Així doncs... Anna, posso aggiungere qualcosa sul... Bueno, dirà una cosa i llavors faríem la cloenda amb l'entrega del premi. Un minuto. Parlo in Veneto allora così sentì come che sei il Veneto, perché Luca parla per italiano, adesso mi parlo per Veneto. Allora, così Stigman giustamente è il Garazon, perché però ieri siamo d'accordo in parlare in inglese, quindi abbiamo dato spazio alla lingua, diciamo, internazionale. Allora, sì, sto contagio, no, dell'indipendenza, giustamente diceva Stefano, che altri scozzesi e Fiandre, ma speriamo anche altri, per esempio in Germania, che è a Baviera, che ha una mezza idea, diciamo, di essere qualcosa di diverso dal resto dei tedeschi, per esempio. Quindi quello che noi altri vediamo è un cambio di paradigma mentale in tutti in Europa, perché se uno guarda la cartina dell'Europa prima della prima guerra mondiale, quanti stati che era? 7, 8? E adesso solo dentro l'Unione Europea che c'è 28 stati. No, quando che sarà a Catalogna sarà 29, quello che sarà il Veneto sarà 30, quello che sarà la Scozia sarà 31, e avanti, quello che sarà il Fiandre sarà 32, e avanti così. E quindi quello che deve succedere, secondo me, succederà anche nella nostra Europa occidentale, quello che è successo fin l'altro dì in Europa orientale. Quindi, come che la Macedonia, la former Yugoslavian Republic of Macedonia, il Veneto potrebbe essere appunto la ex regione Veneto, adesso Stato Veneto, e quindi penso che tanto la Spagna quanto l'Italia in particolare farà la fine della Jugoslavia. Questo secondo il mio sentire, perché giustamente mica vi vesto anche con sardi, con sardegnoi come che diciamo in Veneto, e anche là l'indipendenza è come si dice, è un argomento, loro la lingua gli adopera manco di noi altri, perché in Veneto il 75% della popolazione parla veneto, invece in Sardegna parliamo del 15-20% delle persone che parla il sardo. Ma quello che voglio far capire è che la vostra e la nostra, che è la stessa battaglia, è per questo che siamo qua e che tante volte l'Anna viene in Veneto, che dopo sei catemo in Fiandre e dopo in Scozia, è che questi futuri stati d'Europa siamo tutti quanti, noi ti diciamo, non so se si dice anche in catalano, la punta del diamante. Tutto il resto viene dopo, ma anche tutto il resto che viene da Drio, che urta, anche se non lo vediamo, ma è un movimento che urta, perché quando che voi altri fate un passo, lo facciamo anche noi altri.
o facciamo subito dopo. Se facciamo un passo o no altri, magari molto più piccolo del vostro, però stesso vediamo forza, vediamo vediamo, come si può dire, esatto, esattamente. Se posso fare un pronostico, una roba che spero, un augurio che vi faccio, che me faccio a me come Veneto, che vi faccio altri come cataiani, e che se femo tutti insieme come europei, se che se un po' siamo 28, mettiamo in Unione Europea, 31, 32, 35, 40, quando che la Sicilia sarà un Stato, quando che la Sardegna sarà un Stato, quando che il Paese Basco sarà un Stato, quando che la Catalogna sarà un Stato, quando che il Veneto sarà un Stato, quando che i Tiroesi sarà un Stato, quando che la Val d'Aosta sarà un Stato, quando che l'Occitania, che decide di stare da qua e da là, comunque non sia più parte della Francia che parla completamente un'altra lingua che abbiamo visto e percepiamo completamente un'altra visione, ecco, e le Fiandre, la Scozia, il Galles, perché no? Ecco, o a Baviera e chissà quanti altri che appunto non conosciamo ancora perché sono latenti, potenziali, no? Sono in potenza e diventerà e si attualizzerà appena che viene le giuste condizioni. Quello che mi spero è che questo porti da nuovo l'Europa al centro del mondo, come che sia stato nel Rinascimento, perché nel Rinascimento in Europa che era più di mie entità sovrane, 1000 di mie entità sovrane, e quando che noi altri arriveremo a una roba un po' più normale dei 45, 50 dei 28 stati che è adesso, cominceremo a capire che, come che dice Stickman, dal punto di vista diciamo, linguistico, ma anche lo capiremo dal punto di vista politico, che possiamo parlare la stessa lingua, veramente. Che non vuol dire che tutti parliamo inglese, ma che vuol dire che quando che altri parlano catalano, mi gada venirmi così facile capire che se come che parlassi in Veneto, perché i collegamenti sono talmente forti, per esempio, lui è sì Veneto, però ha origine cimbre, che è una lingua germanica dentro... Una lingua germanica dentro il territorio veneto che era parte del Serenissima, perché tanto che i cimbri dell'altopiano era la prima comunità del Veneto che si dedica alla Repubblica di Venezia, che si entra nella Repubblica. Prima dei Veneti si entra i germanici nella Repubblica di Venezia, per esempio, per dire tutto sto discorso. Quindi veramente... Noi altri abbiamo bisogno di capire che l'unica strada che abbiamo per salvare la nostra identità, che non è solo catalana, nel vostro caso è veneta, ma è europea, e sarà veramente la questione del futuro che si deve costruire adesso, che è proprio questa, che quando che ogni popolo riceverà la sua libertà, e quindi la sua storia, la sua lingua, in complesso la sua identità, in quel momento che sarà una nuova esplosione, un nuovo rinascimento, e là, adesso non possiamo sapere, non siamo Nostradamus, non possiamo sapere cosa che succederà, ma penso che in quel momento che sarà veramente una esplosione culturale che finalmente torneremo a essere in quel splendore che è appunto stato... forse il momento più bello che abbiamo avuto come europei, che non vuol dire essere, come si dice, eurocentrici, che non vuol dire andare a colonizzare gli altri. Nel 500, nel 400, 500, l'umanesimo, il Rinascimento, questa roba non esisteva. Esisteva che dopo, nel 600, Galileo va a Venezia per scrivere un trattato, che era un movimento continuo di intellettuali, che anche adesso è il Gesè. E quindi... come che si muoveva nell'umanesimo, nel 300, nel 400, si muoveva gli intellettuali, andava in giro per l'Europa a costruire una coscienza unica, penso che lo faremo anche noi altri, non solo lo faremo, ma sarà facile, perché vediamo una tale comunione di idee, di intenti e anche di sentimenti nei confronti dei nostri popoli, quando che andiamo in Scozia, quando che veniamo qua, quando andiamo in Catalogna, quando che veniamo in Veneto, che sarà una roba talmente facile, che è evidente, che capiremo che è naturale, che torneremo finalmente dopo l'obbrobrio delle guerre mondiali, dopo la devastazione, la autodevastazione delle guerre mondiali, dei stati napoleonici, perché la Spagna, l'Italia, la Francia come che è adesso, sono stati napoleonici. Il ha quel concetto in testa. Quando che questi cascherà, finirà la maledizione
diciamo, finirà l'obbrobrio e finalmente riusciremo a tornare europei, a tornare liberi e tornare, perché no, felici e contenti. Come le favole, bravo. I ara, sisplau, després d'aquesta oda a Europa... Molt bé, Alessandro. Ens expliques què és això? Questa è una... En Veneto. In Veneto, sì. Sono Madrid che ha poi tagliato il film. França. Després de... Alessandro ha acabat amb... Oda a Europa. Sí, exacte, una oda europea. A veure, se m'han corregut instantàniament dues coses. Primer, una de molt banal, mentre es parlava en Veneto, que aquest any han fet un esforç perquè aquesta sessió s'està veient, qui casualment ho veu, a tot el món, per internet, en temps real. Per tant, seria una satisfacció que des de la Universitat Catalana d'Estiu aquestes comunitats del sud del Brasil casualment trobessin a dir què fan aquests de Veneto a Catalunya Nord, etc. Internet té aquestes troballes. L'altra cosa que m'ha agradat molt quan has anat recitant tota aquesta corrua de nacions que ja estan trucant a la porta, m'ha recordat que, evidentment, com tots ens fem gran, jo recordo, això ho estic dient ara, però em poso en un camp, perquè jo no soc del vostre camp, en Sergio Salvi, coneixeu el llibre, és italià, Les Nazioni Proibite, parla, per la meva generació era una bíblia, perquè vèiem precisament totes aquestes nacions potencials. Jo encara, és de 40 anys enrere, parla de tot i parla del Veneto. Jo soc un que sabia que existia l'Auto-Adigio, totes aquestes nacionalitats, la part provençal del nord d'Itàlia, etc., que eren dorments, nacions dorments, que si estaven prohibides volia dir que el lleó dormia, però que no estava mort, que existeix, que es podia despertar. I aleshores s'està despertant, i això és irreversible. I aleshores estem en una universitat i sempre ja estàs pensant ara en l'any que ve. Queda clar que hem d'obrir una àrea d'estudi, de reflexió, de tots aquest dominó que està passant. Aquí ha sortit aquests pilars, que si Escòcia, que si Catalunya, que si el Vènet, etc. Això és emocionant perquè volem un país millor, cadascú de nosaltres des de la nostra parcel·la, i volem una Europa també millor dels ciutadans, tal com ell ha dit. Molt bé. Si vuoi llegir-ho o che... Allora, questa è... Perché mi sembra che sia interessante, no? Perché sì, esatto. Allora, questa è una poesia, un poema di un autore che scrive in Veneto, ma sto autore che era un patrizio di Venezia, quindi una, diciamo, di alta classe, insomma, di Venezia, esatto, e gli era di origine catalana. E nel si sento e gacciapà diciamo la cittadinanza del Stato di Venezia ed è la famiglia dei Labia e che è un paese anche a Venezia si chiama Paese Labia e gli erano originari di Girona. Ecco. Allora sto Ansolo Maria Labia, quindi Angelo, non so, Ansolo in Veneto, e il che ha scritto sto poema che si intitola L'amor dell'autore paia patria. No, penso che capì. Forse se ho leso è un sonetto, quindi 4-4-3-3, lei in rima e in Veneto. E dice, non sono né chietin, quindi non uno quieto, fermo, né rebeo, non uno che si ribella, no? Mi sono un cittadin passionato,
con passione, quindi passo nazione, per vedere che da qualche tempo in qua, quindi da qualche tempo, la povera patria mia la va in sfaseo. Purtroppo per noi altri vediamo che il Veneto se non sappiamo man, e questo anche per voi altri, in caso sia molto più avanti da noi altri, vediamo che la situazione è brutta e per questo agiamo ancora con più forza. Mi non dirò di questo né di quello, ma vi prego di usarne carità, quindi di ascoltarmi se qualche volta andasse massa in là, se qualche volta esagerasse, no? Perché anche il gran doer è il toe anche il cervello, quindi delle volte la passione forte la te insemenisse, la te confonde, ecco. Per potermi cavare di suggestione, ho pensato di parlare in tel mediaetto, in tel me parlare, perché il Gedaga più forza all'espressione. E adesso dice che non che vuol né crusca né fioretto, quindi non che vuol la lingua ufficiale, la lingua accademica. Esatto, la lingua accademica, per esprimere quello che uno ha in cuore. E dice non che vuol né crusca né fioretto a un cittadino che indir la sua opinione non il ga che Dio e San Marco in petto, perché San Marco è il nostro santo protettore, che questo è l'evangelista Marco. Ecco. E quindi l'auspicio, l'augurio è che diciamo che tutti i veneti, dice lui, che tutti i veneti si ricappe San Marco e Dio in cor, e qua siamo nel 1770, e siccome già per voi altri nel 1770 era già, purtroppo la libertà era già stata persa, penso che fosse un sentimento condividesto anche dagli intellettuali catalani che era appunto in Catalogna. E come pensate di farvi sto presente, di farvi sto regalo, perché l'è scritto in Veneto, testimonia il nostro essere veneti, ma l'è scritto da uno di origine catalana, che parla la mia patria e ora... Che parla di capitale di Venezia! Hai fatto? Sì, perfetto. E allora, quindi uno per il presidente e uno per Anna che sta a sentire. Grazie. Allora, questo porta il simbolo dell'Accademia della Buona Creanza. Un catalano Venezia. Questo è il simbolo dell'Accademia della Buona Creanza, e vedi che c'è la A, non so se si vede, c'è la A con la chiocciola dei mail, perché è un simbolo veneto, che nel 500, un simbolo del commercio veneto, che nel 500 i veneti con la A diceva, non so, tante anfore, quindi non so, de pevaro, anfore a tot ducati. E quindi et vuol dire anfora, quindi non so, 10 anfore, ognuna 8 ducati, 80 ducati in totale, quindi c'è un simbolo veneto del 500, la chiocciola del mail, e vedete come che il passato torna nel presente. Molt bé. Gràcies per la vostra assistència. Els qui vulgueu deixar-li. Gràcies. Molt bé. Di nuovo. Ens veiem. We don't wanna miss it.